Dopo un passaggio del turno in Coppa al Cardiopalma e calci di rigore contro la Valdinisi, torna al Francesco Russo di Viagrande la Russo Sebastiano Calcio. Biancazzurri reduci dalla cocente sconfitta contro il Villarosa, nonostante un grande secondo tempo. San Pietro fin qui invece fanalino di coda con ancora 0 punti in graduatoria. E sabato 19 ottobre, matchday numero 6 del campionato di promozione Girone C, Mister Seminara conferma ovviamente il suo 4-3-3. E allora Calabretta tra i pali, poi la difesa a 4 inedita con Parisi e Zagami centrali, Patane e Gallo i due terzini. In mediana Marino a dettare i tempi con Manuli e Musarra mezzali di possesso, in attacco Marraffino e Luigi Marino ai fianchi di Bonaccorsi, falso 9. Questo è lo scacchiere tattico della RSC a caccia di 3 punti fondamentali per uscire da un momento un po' sfortunato. Primo acuto del match e dei padroni di casa che manovrano a memoria tra le linee. Manuli illumina quindi per Bonaccorsi, sterzata a rientrare, poi piattone centrale ribattuto. Dall'altra parte prova allora a costruire anche il San Pietro, qui cross da sinistra, s'addormenta un po', dall'altra parte Patanè sull'inserimento di Camara che colpisce a botta sicura. Solita parata top class di Spider Calabretta che stoppa. Al 13° Manuli, cambio lato visionario per Gallo, tutto solo a destra, imbucata centrale per Musara che aggancia tra le linee, sterzata sul piede forte, poi col mancino fotografa l'angolino basso, la sbloccata la RSC con una magia del Principito che fa 1-0. Dopo il gioiello col Santa Domenica di vittoria in Coppa, altro diamante di pura classe per il vantaggio dei biancazzurri. Non passano nemmeno 3 giri di lancette, ma Raffino scodella sul secondo palo per Manuli, che la mette in mezzo di prima per Bonaccorsi, stop a seguire, poi girata folgorante col destro ad incrociare e atterrato ufficialmente Lorenzo Bonaccorsi che non si ferma più. 2-0. Grande gol del centravanti ripostese, aggancio elegante e poi pugnalata da killer vero. Finisce così la prima frazione, avanti di 2 al riposo la RSC. Nella ripresa in apertura serve però ancora l'intervento di Calabretta coi piedi qui ad evitare pericoli. Al quarto d'ora pressing furente dei padroni di casa con Musarra, trattiene la sfera, Rogazione che regala la punizione, Bonaccorsi con scaltrezza batte veloce per Marraffino che scarta il portiere, poi col sinistro deposita in rete e cala il tris. 3-0 RSC. E non poteva mancare ovviamente la firma dell'attuale capocannoniere del girone, Leo Marraviglia, 6/6 in campionato. Poco dopo ricambia il favore Marraffino, gran palla nello spazio per Bonaccorsi, uno sguardo al portiere, poi scucchiaiata d'alta scuola che si insacca in porta. 4-0. Il 7 e il 9, sempre loro due a combinare, intesa tecnica devastante lì davanti. Ma non è ancora finita la gara di Bonaccorsi che qui raccoglie la corta respinta sul cross di Manuli da sinistra. Gioco facile, a porta vuota a fare centro, tripletta del Pirata, 5 reti in 3 giorni e 5-0. E sarà ovviamente questo l'ultimo frame di questa sfida. Triplice fischio al Francesco Russo di Viagrande, vince e convince la RSC che sale a quota 8 e tornerà in campo settimana prossima contro l'Aragona.